pomeriggio di sabato 13 maggio 2017, Serravalle è stata animata dalla presenza di un gruppo numeroso di guide speciali. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Alessandro Parravicini hanno illustrato alle loro famiglie i tesori del Museo del Cenedese, dell'Oratorio dei Battuti, di Casa San Fiori e del prestigioso Palazzo Minucci. Il progetto Guide Speciali a Serravalle ha visto la partecipazione delle insegnanti Monica Baldassar, Donatella Eleuteri, delle storiche dell'arte Lorena Gava e Francesca Costa Peraria, dell'ingegner Luigi Marson, presidente della Fondazione Minuccio Minucci, dell'Associazione Culturale MAI e del Comune di Vittorio Veneto. Gli allievi, durante l'anno scolastico, hanno visitato le sedi oggetto di studio, approfondito in classe gli aspetti più significativi e rilevanti e hanno quindi coinvolto nel pomeriggio di sabato tutti gli spettatori con le loro vivaci e ricche spiegazioni. È un modo per avvicinare i bambini all'arte, un modo per far conoscere i tesori che Vittorio Veneto custodisce e quindi un modo per estendere, per far conoscere, per divulgare la bellezza ed educare anche al bello. Inizialmente abbiamo fatto delle ricerche singolarmente a casa nostra. Dopo a scuola, facendo un lavoro di gruppo, dividendoci in varie stanze, tutti insieme le abbiamo messe insieme, ovviamente con diversi argomenti, e ne abbiamo sviluppata una. È stato difficile prendere parte a questo progetto? Per me non è stato molto difficile, anche perché lavorare insieme ad altre persone facilita sempre quello che tu devi fare. Mi è piaciuto tantissimo mettere insieme i lavori e divertirci a imparare ad esporre. Mi è piaciuto molto come abbiamo lavorato, perché eravamo divisi in gruppi ben precisi e ben sviluppati e tutti abbiamo imparato e ci siamo migliorati ad esporre e a sapere quello che dovevamo dire. Chi vi ha aiutato in questo progetto? Inizialmente le maestre, poi noi abbiamo collaborato, ci siamo divisi le parti e in varie stanze abbiamo unito le nostre ricerche per crearne una unica e così fare un ottimo lavoro insieme. Tutti i presenti hanno espresso grande plauso per la preparazione e l'entusiasmo degli allievi, riconoscibili per la divisa composta da jeans e maglietta rigorosamente bianca, animata dal badge recante il nome della guida e lo stemma di Vittorio Veneto. Abbiamo condotto i bambini a visitare le cose belle, i beni artistici, culturali del quartiere e per far cogliere loro l'importanza appunto di questi beni così protetti ma che vanno anche conosciuti e poi divulgati. I ragazzi hanno conosciuto, si sono affezionati a uno di questi 3 palazzi e li hanno quasi adottati. Si sono divisi in gruppi dove non esisteva la classe A e la classe B, ma hanno lavorato insieme a questo progetto. Ci si sono documentati, hanno creato un unico testo, hanno confrontato le informazioni, si sono divisi le parti che oggi esporranno. Queste 2 classi sono state sempre contraddistinte da un grande entusiasmo e una grande passione in tutte le cose che hanno fatto in questi 5 anni. A salutare l'iniziativa anche l'assessore Antonella Uliana, che ha rilevato come tale attività rappresenti una vera e propria alternanza scuola-lavoro, orizzonte ben noto nella scuola secondaria superiore. Una meravigliosa iniziativa, perché riuscire già a far passare a bambini, ragazzini di questa età il concetto che esistono delle radici profonde che li legano al territorio, che sono fatte di arte, cultura, di bellezza, significa riuscire a passare non soltanto delle forme sterili, ma anche dei contenuti e dei valori che ci stanno dietro. La commozione più grande è stata nello stupore di tanti nonni e genitori di fronte ai tesori nascosti di Serravalle, emozionati di varcare per la prima volta la soglia di edifici importanti, da sempre visti da fuori, ma mai al loro interno. Senz'altro è stato un ottimo progetto, anche perché grazie al corpo docente i bambini hanno potuto conoscere le varie realtà museali vittoriesi e poi si spera che con questo progetto nasca anche l'intenzione e la voglia di conoscere, di sapere e di allargare i propri orizzonti anche verso altre realtà che ci sono nel patrimonio artistico e culturale nazionale.
Devo dire che oggi abbiamo imparato davvero tanto dai nostri ragazzi, responsabili, attenti, precisi. Ci hanno insegnato proprio cose della nostra cittadina che ho sentito anche dei nonni non sapere. Quali emozioni così avete provato nel vederli indossare per un giorno i panni delle guide turistiche cittadine? Beh, credo di essere stata io più emozionata di loro a vederli così bravi, così pronti, così attenti a quello che dovevano raccontarci. Com'è essere per un giorno una guida di un museo? Di sicuro è molto avventuroso ed è molto importante per mettere a frutto le nostre capacità e per imparare a lavorare senza scatenarci, diciamo, e a stare insieme tranquillamente senza litigare e soprattutto imparare a parlare a voce alta senza essere nervosi. Avresti mai pensato di fare la guida di un museo di Vittorio Veneto? No, io non l'avrei mai pensato, ma questo qua è stato un bellissimo progetto e così ci fa anche conoscere molto com'è l'ambiente di Serravalle e i suoi palazzi storici e com'era la vita di una volta. È stato impegnativo ma allo stesso tempo divertente e anche molto emozionante. Le bellezze delle realtà museali serravallesi sono state svelate dagli occhi e dalle parole di guide davvero speciali, desiderose di mettersi in gioco e di vivere in prima persona tutta l'arte e la storia di tanti luoghi a dir poco meravigliosi.